Buongiorno, innanzitutto, Buongiorno, grazie per essere qui. buongiorno a voi. Silvia Marangoni, grande campionessa di pattinaggio artistico, 11 ori mondiali, tanto per gradire, 12 europei, i titoli italiani non li contiamo neanche perché insomma sono davvero tantissimi. Ecco, una grande carriera, grandi successi che adesso hanno trovato un'ulteriore sfida che questa volta non è sui pattini, non è sulle piste, o almeno lo è solo in parte perché in realtà poi parte dalle pagine di un libro, insomma, perché Silvia Marangoni, e questo è il motivo per cui è qui insieme a noi, ha deciso di scrivere un'autobiografia a quattro mani, con le rotelle quasi a posto. Questo è il titolo, che ovviamente gioca anche proprio sul suo sport e anche su una vena così diciamo Ironica, sì, di di follia. follia che giustamente un po' tutti, anche i grandi campioni, devono avere. Ecco, questo libro, scritto a quattro mani, dicevamo, con E la a due giornalista, cuori? a due cuori, Sì, con la giornalista, la collega trevigiana Salima Barzanti, è pubblicato per le edizioni Becco Giallo, è in libreria proprio da questi giorni, da da ieri. ieri. Ecco, quindi innanzitutto l'invito, andate a comprarlo subito, perché come sempre con le prime tirature le copie non sono tantissime, quindi prima che vi scappi andate a prenderlo. Ecco, allora, Silvia Marangoni, insomma, partiamo da qui. Perché la decisione di scrivere questo libro? Per dare la possibilità a chi non conosce il mio sport di conoscerlo un po' di più e di conoscere varie sfaccettature di uno sport cosiddetto minore. Sfaccettature che sono il lavoro, il sacrificio, anche il divertimento, anzi, soprattutto il divertimento, perché questo sport lo fai soprattutto per divertirti. E poi ti prende dentro e quindi diventa una passione, un amore infinito verso i pattini e verso il pattinaggio. Un grande amore. Noi prima citavamo naturalmente i tanti successi, le tante vittorie, però questo libro parte da una sconfitta, insomma da una caduta, come dice proprio anche Silvia Marangoni nel libro. E non è un caso che abbiate scelto di iniziare in questo modo. Insomma, forse era più facile appunto cominciare anche un po' più banale, come ho fatto io, iniziare dall'elenco delle medaglie, dei tornei, dei trofei, insomma. Invece questa scelta non è stata casuale. Sì, perché questo libro non parla solo delle mie vittorie, delle mie gare migliori, dei miei riconoscimenti, parla soprattutto dell'amore verso il pattinaggio, un amore che come tutti gli amori ci sono cose belle, cose meno belle, delusioni e rinascite. Noi abbiamo voluto cominciare con la sconfitta di Reus, sconfitta con il secondo posto di Reus che per me è Eh stata sì, una sconfitta. diciamo lo sconfitto, però appunto quando uno è abituato bene come Silvia Marangoni, anche poi l'arrivare alla medaglia d'argento può rappresentare una piccola grande delusione. Assolutamente, per me è stata una grande delusione che per certi versi non era poi così tanto una delusione per gli altri, anzi è stato quasi un mezzo miracolo perché io venivo da un infortunio gravissimo e quindi nessuno scommetteva su di me o sul fatto che potessi tornare a livelli altissimi. Stiamo parlando, scusa Silvia, dei mondiali di 3 anni fa, vero? Stiamo parlando, io ho vinto il 10° titolo del mondo a novembre 2013, a dicembre ho avuto l'infortunio e poi il mondiale del Quattro- 2014 sono arrivata 2 anni seconda. fa. 2 anni fa, sì. E quindi si comincia con questa sconfitta, ma che è anche un insegnamento, nel senso che nella vita si può sempre cadere, in qualsiasi ambito, che sia lavorativo, a scuola o nello sport. Però ci si può sempre rialzare, con fatica, con sacrificio, con sudore, però ci si può sempre rialzare e sempre più forti di prima. Questo è un messaggio rivolto soprattutto Ai ai giovani. giovani sportivi e non. Assolutamente, soprattutto ai giovani, ai ragazzini, alle ragazzine che spero leggano il mio libro, ma anche ai grandi, perché è un piccolo insegnamento di vita che qualcuno ha insegnato a me e io vorrei trasmetterlo agli altri.